Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Continuano gli aggiornamenti sulla tragedia di Casteldaccia grazie alle autopsie eseguite oggi su 3 dei 5 cadaveri. Le vittime avevano i polmoni completamente ostruiti, confermati dunque i sospetti che attribuivano all'idrogeno solforato la causa del decesso. Città diverse ma purtroppo destini incrociati per le vittime Aldo Moro e Peppino Impastato. Oggi, a 46 anni dalla scomparsa, ricordiamo 2 degli omicidi che hanno segnato la storia del nostro paese. Truffa ai danni dell'Unione Europea in provincia di Messina, sequestrati beni per 400.000 euro. Gli imprenditori agricoli hanno attestato, attraverso falsi contratti d'affitto, superfici di cui non avevano alcuna legittima disponibilità. Ci spostiamo a Palermo, messe in ginocchio dal maltempo, strade che diventano fiumi e vigili del fuoco col canotto, ma nel weekend si cambia registro. Restiamo in tema meteo, domani cieli meno grigi e poche nuvole, ritorna infatti il sole in Sicilia con temperature in leggero aumento. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.